Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parleremo di sviluppo economico e ambiente, spesso considerati come dei nemici. Pensiamo ad esempio allo smaltimento dei rifiuti, alle discariche, vengono considerate essenziali, importanti in certi casi, ma nessuno le vuole vicino casa. O ancora i termovalorizzatori. O il ponte sullo Stretto, un'opera considerata da molti strategica, ma che certamente comporta degli stravolgimenti piuttosto importanti dal punto di vista ambientale e del territorio. Ma quali sono i diritti dei cittadini nel caso pensino che il loro benessere fisico, economico sia intaccato da una certa opera? Ne parliamo oggi con l'avvocato Alessandro Arcifa, che è proprio un esperto in questa materia, è un amministrativo specializzato soprattutto in diritto ambientale. Vi ricordo già in apertura il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Con un messaggio potete rivolgere una domanda al nostro ospite. Ben trovato, avvocato, grazie per essere qui con noi. Quindi ho fatto proprio questa premessa perché ambiente e sviluppo economico sono considerati dei nemici, qualcosa che non può andare bene a braccetto. È veramente così? È sempre così? Quali sono le tutele dal punto di vista amministrativo e legale? Assolutamente. Allora, si tratta appunto, abbiamo come giustamente ben detto, di due termini che sembrano a prima vista antitetici, ma invece debbono essere valutati e contemperati quantomeno le opposte esigenze di tutela dell'ambiente e anche di sviluppo economico, nonché specialmente quando si tratta di attività, come giustamente aveva detto, relative ad attività che anche noi diciamo quotidiane, poi parliamo dello smaltimento del rifiuto. Ora di immediata e di particolare rilevanza abbiamo il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, che ormai sembra, almeno dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato, addirittura d'arrivo, per cui almeno dalle dichiarazioni sembrerebbe che a fine estate ci dovrebbe essere l'approvazione definitiva del progetto e quindi l'inizio delle procedure, iniziando con le procedure di acquisizione quantomeno di occupazione temporanea delle aree dove verranno realizzata l'opera, non soltanto l'opera principale, ma anche le attività connesse che sono molto rilevanti, specialmente sia per quanto riguarda il fronte calabro, ma anche per quanto riguarda il fronte siciliano, per la città di Messina, perché è previsto per rendere appunto fruibile l'opera anche dal quanto riguarda il trasporto merci e il trasporto ferroviario, un sistema di connessione, la creazione di un nodo ferroviario nella zona appunto tra l'altro di Contesse, con appunto la costruzione di una nuova stazione, con anche interramento da parte di binari, quindi delle opere che sono effettivamente, vanno a essere, come si vuol dire, impattanti per la società, per l'ambiente, ma anche per i singoli cittadini ed anche commercianti. Questo ne parleremo. Sicuramente sappiamo benissimo che proprio il ponte sullo Stretto ha creato dei veri e propri comitati, il sì ponte, il no ponte, quante manifestazioni ci sono state e continuano ad esserci, ma come è cambiato negli ultimi 10 anni il diritto dal punto di vista della tutela ambientale? C'è una sensibilità maggiore? Assolutamente sì, c'è una sensibilità maggiore che nasce anche grazie al legislatore comunitario che impone allo Stato italiano il recepimento di regolamenti, direttive ed è molto attento sul fatto da un punto di vista ambientale, che l'attenzione riguarda non soltanto appunto le opere, ma anche le attività industriali e economiche che possono avere un'incidenza rispetto alle singole, appunto, rispetto alla vita del singolo. E una cosa appunto in maniera particolare è stato creato ed è grazie anche al recepimento delle direttive comunitarie e dei regolamenti il codice dell'ambiente, che è un codice che ancorché tecnico è un codice vicino alle esigenze del cittadino e ai diritti appunto alle esigenze di tutela ambientale, di tutela della salute, anche al fine di evitare un eccessivo sfruttamento economico. Per cui è previsto un sistema di tutele non soltanto successive in caso di abusivismo o di superamento dei limiti di sfruttamento delle risorse o in caso addirittura ci siano delle violazioni del codice penale o delle normative amministrative, ma una tutela, fra virgolette, preventiva, perché dà la possibilità di valutare già a monte se un determinato progetto potenzialmente è dannoso per l'ambiente. E questo a chi compete? Esatto, allora, riguarda
si tratta delle valutazioni preliminari rispetto a determinate attività che incidono in maniera pregnante sul territorio. Pensiamo alle discariche, pensiamo alle cave, pensiamo ai giacimenti di idrocarburi, pensiamo alle attività in mare, le attività, anche le stesse attività che riguardano, diciamo, le zone vincolate, quali possono essere boschi, foreste. Ed è importante che non è soltanto una procedura relativamente alla fattibilità tecnica, ma è una comparazione fra il danno che può essere, il sacrificio che viene imposto all'ambiente, comparato con i benefici socio-economici che possono portare una determinata attività. Dico, il ponte porterà certamente un impatto rilevantissimo nei confronti della vita dei cittadini, dell'ambiente. A fronte di questo però si tratta di un'opera di rilevanza strategica, di rilevanza comunitaria, che rientra nel cosiddetto corridoio scandinavo-mediterraneo, che ha avuto anche, diciamo, il benestare e l'approvazione da parte della comunità europea, e per cui tutti questi progetti, o anche le attività, prima di essere autorizzate, perché si tratta a volte di concessioni, autorizzazioni che vengono richieste, hanno bisogno di questa valutazione preventiva che, a secondo della grandezza, della rilevanza quantitativa e qualitativa, è di competenza locale, molto spesso regionale. Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina invece è di competenza nazionale, si parla della commissione tecnico-scientifica presso il MASE, il Ministero appunto dell'Ambiente. Gran parte dei procedimenti che riguardano delle attività che rimangono locali invece sono di competenza della CTS, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Sicilia, che ha sede a Palermo, composto da varie professionalità. Si parla dal geologo, si va dal geologo dai giuristi, a ingegneri, che possono prendere in considerazione tutte le fattispecie dell'incidenza in una determinata opera rispetto a tutti i fattori dell'ambiente, che sono territorio, acqua, le riserve naturali, le norme a tutela degli habitat, delle norme delle specie protette. Ecco, però un cittadino che pensa che accanto a casa sua sta sorgendo un'opera che ritiene abbia un impatto ambientale che può nuocergli, o dal punto di vista della salute o dal punto di vista economico, quali sono i suoi strumenti? Deve necessariamente coordinarsi con, non so, con il condominio, col quartiere, con la città in senso lato, in base a quello che sta sorgendo, oppure anche il singolo può? Assolutamente. Allora, devo dire che il codice, come ho detto prima, il codice dell'ambiente è un codice vicino al cittadino. Ma è facilmente comprensibile dal assolutamente, cittadino? perché nasce da questo principio: l'ambiente è di tutti, quindi tutti possono avere la possibilità di verificare e monitorare cosa sta accadendo nell'ambiente circostante. E tant'è che uno dei principi cardine del codice dell'ambiente è proprio quella della trasparenza. Se l'ambiente è di tutti, tutti possono avere la possibilità di andare a verificare concretamente cosa sta succedendo o cosa succederà accanto a un terreno di mia proprietà, accanto alla scuola dei miei figli, accanto alla mia abitazione. Per cui è stato attuato veramente il principio della trasparenza, la cosiddetta casa di vetro, nel senso che il codice obbliga tutte le autorità che hanno competenza a valutare appunto il possibile impatto ambientale di un'opera a portare su un proprio portale tutta la non soltanto la tipologia di pratica, ma tutta la documentazione completa, comprensiva delle relazioni tecniche, in maniera tale che ogni cittadino può andare e verificare cosa veramente hanno intenzione di fare, cosa hanno approvato. E come si fa? Dove devono? Ecco, questi documenti sono facilmente consultabili? Dove è possibile pescarli? Ecco. Assolutamente sì. Prendiamo il caso della Regione Sicilia, dove passano gran parte dei provvedimenti che appunto riguardano le attività all'interno della Regione Sicilia. In questo caso è stato approntato un portale che è semplice anche da individuare, basta digitare su Google portale valutazione via VAS Regione Sicilia, e la cosa veramente utile anche per un cittadino poco esperto è che partendo c'è una mappa della Sicilia, si va ad individuare la zona di interesse, andando ad allargare si rivedono quali sono i progetti in corso di approvazione o già definiti, e andando a cliccare si può sapere, come si vuol dire, vita, morte e miracolo,
ostacoli, ovvero sia tutta la documentazione afferente alla pratica, tranne ovviamente quella segretata, per cui immediatamente si salta il passaggio che a volte fa perdere particolarmente tempo dell'accesso agli atti, della necessità, per quanto riguarda, diciamo, ogni cittadino, se ha interesse, può avere copia della documentazione che riguarda una copia della documentazione, diciamo, per cui ha interesse. Però c'è un procedimento. Qui in questo caso è immediato, perché cliccando si ha sempre subito tutta la documentazione che consente al cittadino, forse anticipo una domanda, di poter partecipare attivamente a questi procedimenti di verifica ambientali. Perché? In che senso il cittadino può essere parte attiva di questo? Può essere parte attiva perché, ripeto, il principio è questo: l'ambiente è di tutti e quindi tutti hanno la possibilità non soltanto di monitorare ma anche di partecipare. Per cui all'interno di questi procedimenti di verifica ambientale c'è una fase di consultazione. Ci si chiede, ma non è che ogni cittadino ogni giorno va a controllare se ci sono determinati nuovi progetti che riguardano una determinata area. Bene, ogni singolo procedimento di verifica ambientale prevede che una fase di consultazione, per cui già c'è un avviso che viene pubblicato sull'albo pretorio, che ormai sono online, dell'ente locale territorialmente competente, così magari un cittadino di un determinato paese, Cireale, ha la possibilità già di andare a verificare in contrada X, in contrada tot, è stata presentata una domanda per la verifica ambientale e tramite il collegamento al sito si può avere tutto e c'è la possibilità in una fase, nella fase appunto di consultazione, di poter proporre. Questo vale sia per i cittadini che per le associazioni ambientalisti, anche volendo per i comitati. C'è anche la possibilità di poter proporre motivate e documentate osservazioni o opposizioni, ma anche degli stessi suggerimenti, che in sede di valutazione della pratica dovranno essere esaminati, poi potranno anche essere esaminati e conclusi con una motivazione succinta, ma in ogni caso fanno parte del fascicolo e devono essere, quantomeno esaminati e valutati da parte della Commissione. E non è poco, dico, sotto questo aspetto. Certo, però immagino che siano dei documenti non facilmente interpretabili, quindi forse ecco, la figura dell'avvocato in questo caso è importante sia da parte di chi sta presentando un progetto, ma anche da un cittadino che vuole vederci chiaro in certi aspetti. Stiamo parlando di internet, quindi tutti ormai, la maggior parte anche dei nostri telespettatori è in grado di cercare su internet. Abbiamo detto il portale della Via VAS valutazione ambientale della Regione Sicilia. Basta inserire la stringa, poi direttamente Google porta a questo sito che veramente, devo essere sincero, è ben fatto, perché consente una consultazione immediata e anche semplice nei confronti di un operatore che non è esempio, gli avvocati notoriamente non sono esperti di informatica, però anche io riesco a entrare andando a cercare la mappa della Sicilia, la zona di mia competenza, riesco a entrare a valutare. Però l'idea che si ha è che il cittadino, il singolo, è come se fosse come Davide contro Golia, no? O comunque il piccolo cittadino che si mette come dire, contro una grande impresa oppure la stessa regione. Immagino non sia proprio così semplice far valere i propri diritti. Può bloccare forse un'opera, gli ambientalisti spesso lo fanno perché appunto ritengono che per esempio quell'opera crei un grave danno all'ecosistema. Assolutamente. Quindi, ecco. Assolutamente. C'è la possibilità, diciamo, la tutela che viene riconosciuta dal Codice dell'Ambiente, oltre alla tutela appunto repressiva, ma questa è ad opera delle autorità competenti, pensiamo al NOE, al NOE dei Carabinieri, all'ARPA, alla società di controllo, c'è la possibilità anche al singolo cittadino di poter agire, di poter non soltanto appunto una tutela successiva repressiva, ma di poter anche non condividere, se ritiene di non condividere, sulla base chiaramente di valutazione scientifica, quindi ci sarà bisogno ovviamente del supporto, oltre che dell'avvocato, in questi casi anche di uno o più tecnici, a seconda della rilevanza del progetto. Poi parleremo anche dell'eventuale contenzioso relativo al ponte sullo stretto di Messina. Ma per quanto riguarda l'ipotesi normale c'è sempre la possibilità del privato cittadino di poter ricorrere innanzi al TAR, secondo i termini, il rito e i termini decadenziali previsti, però chiaramente in linea di principio l'ambiente è di tutti, però ai fini per poter ricorrere al fine dell'esame, delle censure, delle lamentele, è necessario che ci siano dei presupposti di legittimazione attiva. E in maniera particolare quello legato all'interesse concreto, che spesso si coniuga con il criterio della vicinitas.
Esempio, un cittadino del Piemonte non ha motivo di andare a contestare l'autorizzazione di una cava, di una discarica o degli idrocarburi al largo di Pantelleria, perché non subisce un danno alcun diretto né in verità nemmeno indiretto. Mentre invece un cittadino che non solo abbia il proprio centro di interessi, parlo dell'abitazione, del terreno, ma anche, ripeto, la scuola dei figli nel periodo delle cosiddette stazioni radio base che devono per la telefonia cellulare, appunto lì ci fu un particolare contenzioso, a volte anche dato dal terrore, dal panico. La stazione, infatti in molti condomini ci sono queste antenne. C'è stata la necessità di una corretta regolamentazione, di individuare anche delle distanze dagli asili, dai luoghi cosiddetti sensibili, dove ci sono delle persone, dagli ospedali, che possono avere un danno immediato e diretto e anche particolarmente grave rispetto alle onde elettromagnetiche. Io me ne occupai, ma parliamo oltre 25 anni fa, all'inizio c'era bisogno della semplice autorizzazione edilizia per montare una stazione radio base, quindi venivano assolutamente, non venivano presi in ogni condominio per assurdo poteva essere assolutamente, ma così all'inizio ci fu un momento di espansione, mentre invece per quanto riguarda ormai le attività, non solo per poter ricorrere innanzi in questo caso al giudice amministrativo, quindi oltre a questo criterio della vicinitas c'è anche la possibilità, bisogna anche un minimo dimostrare che non si tratta di un atto prettamente emulativo, ma che c'è un principio di prova rispetto a un danno che il cittadino che sta subendo. Ma attenzione, il danno che deve essere fatto valere non è soltanto un danno all'integrità, alla salubrità dell'ambiente, quindi un danno alla salute, ma può essere anche in termini da un punto di vista paesaggistico, anche da un punto di vista del deprezzamento del terreno, o della propria abitazione. Ovviamente, se mi fate questo tipo di opera qui, il mio appartamento si deprezza. Assolutamente. O la mia attività commerciale ne può avere un danno. Assolutamente. E ai fini della legittimazione del poter ricorrere non è necessario di avere una prova piena, ma perché quella si formerà poi nel processo la prova piena del danno, ma a seguito che un danno che nasce da una violazione di determinate normative a tutela appunto dei soggetti sensibili. Se mettiamo la stazione radio base accanto ad un asilo nido, già questa è una delle violazioni, in questo caso quasi il danno è già in re ipsa, ma se ci sono ad esempio determinate situazioni particolari, soggetti malati oncologici ovviamente che possono, per cui le eventuali radiazioni o altro possono avere determinate delle conseguenze diverse rispetto al cittadino comune, anche questo basta questo principio di prova per radicare l'interesse a poter ricorrere. Procedere. Allora ci fermiamo per qualche istante perché c'è la pubblicità, ma è brevissima. Nel frattempo vi ricordo sempre il nostro numero di telefono che è il 342 7455 005. Con un messaggio potete rivolgere una domanda all'avvocato Arcifa. Come vedete l'argomento è veramente vastissimo e anche può sembrare complesso ma non lo è, perché poi stiamo parlando della vita di tutti i giorni, tutti noi siamo a contatto con delle realtà, lo sviluppo economico non è avulso dalla nostra vita, così come l'ambiente nel quale viviamo. Quindi aspetto le vostre domande e intanto una brevissima pausa per la pubblicità. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando di sviluppo economico e ambiente, se c'è possibile un equilibrio, ma soprattutto quali sono i diritti dei cittadini quando si tratta che ci sono in essere delle nuove opere che si vogliono realizzare. Abbiamo accennato un po' al ponte sullo stretto, ma abbiamo accennato alle discariche, alle cave, alle estrazioni di idrocarburi, insomma sono tante le attività. Abbiamo accennato anche con l'avvocato Arcifa alle antenne che spesso vengono messe sulle terrazze di certi edifici, se possono nuocere e se pensiamo che nuociono, che possono determinare un danno alla nostra salute, cosa è possibile fare. Negli ultimi 10 anni sicuramente la sensibilità nei riguardi dell'ambiente è cresciuta e quindi anche, anche il legislatore si è dovuto adeguare con una serie di norme, di codici, eccetera. Ecco, tanto è vero che un tempo erano solo gli ambientalisti che insorgevano quando c'era il sentore di un'opera, ma adesso sempre più spesso ci sono i cittadini che si riuniscono in comitati e questa è la domanda che
ci sta rivolgendo un nostro telespettatore. Ecco, che potere hanno i comitati di cittadini che si riuniscono e proprio cercano di bloccare o quantomeno vederci chiaro in certe situazioni? Allora, ripeto, come cittadini, tutti, anche sia come singoli, a maggior ragione come cittadini, hanno la possibilità di diciamo, monitorare le opere, valutare, prendere la documentazione e poter valutare appunto innanzitutto anche già in fase di partecipazione, come abbiamo detto prima. Per quanto riguarda invece la fase, nel caso in cui invece l'opera va davanti o il progetto va davanti e l'impresa o lo Stato, a secondo dell'attività, ottenga il provvedimento finale, ce l'abbiamo detto, la possibilità di proporre ricorso, che può essere proposto ricorso dal singolo e potrebbe anche essere proposto dalle associazioni di categoria, le cosiddette associazioni ambientaliste, che devo differenziare rispetto ai comitati spontanei che spesso sorgono quando vi ha una notizia di una nuova discarica, di una nuova opera potenzialmente nociva per la salute, spesso crescono, appunto, nascono dei comitati spontanei. Allora, dato che il processo, fra virgolette, è una cosa seria e quindi è necessario per poter portare davanti al giudice le legittime istanze e far valutare determinati progetti, non basta che ci sorga un comitato spontaneo che possa andare a ricorrere davanti al giudice per poter far valere le ragioni di una determinata collettività molto ristretta. Perché sotto questo aspetto la giurisprudenza, specialmente la giurisprudenza amministrativa, è abbastanza rigorosa. Perché oltre all'intervento, per cui il singolo, come vuol dire, anche lo stesso comitato, potrà, anche per avere una forza, fra virgolette, politica, appoggiarsi o a delle associazioni ambientaliste. Quindi, diciamo, l'unione fa la forza. Assolutamente, l'unione fa la forza. Ma anche, ma anche c'è mi permetto una differenza. Ci sono delle associazioni ambientaliste che per legge possono sempre ricorrere quando si tratta di profili ambientali e sono praticamente quelli inseriti all'interno di un elenco, articolo 13 della legge del 1986, che proprio per legge il giudice non deve verificare la sua legittimazione se hanno o non hanno. Quindi, c'è una distinzione, assolutamente. Le altre associazioni, di cui volendo potrebbero rientrare anche i comitati spontanei, il giudice, per poter valutare l'ammissibilità dell'azione, deve verificare innanzitutto che il profilo statutario, l'interesse perseguito dal statuto sia coerente. Ma chi sono questi? Allora, ci rimangono pochi minuti, quindi mi piace dare spazio anche ai nostri telespettatori. Le chiede, avvocato, se è possibile realizzare un asilo nido proprio sotto un'antenna di telefonia. È quello che succede a Tremestieri Etneo in via Cavour. Allora, ci sono dei regolamenti, per fortuna sono state normate le stazioni radiobase, per cui ci sono determinati, tra l'altro si discuteva se i raggi siano, come vuol dire, ad ombrello, per cui paradossalmente esattamente sotto una cosa, ma ripeto, qui è un discorso tecnico più che altro legale. A questo punto, ripeto, si è partito da un'assenza totale di legislazione, me ne occupai negli fine anni 90, i primi del 2000, quando iniziarono a sorgere, come vuol dire, come funghi tutte queste stazioni radiobase. Ora la situazione è diversa perché ci sono appunto dei piani che dovrebbero essere dei piani comunali dove vengono indicate con determinati criteri, sempre nel rispetto della normativa superiore, nella normativa di rango superiore, dove possono essere allocate eventualmente le stazioni radiobase. Se c'è una violazione delle condizioni sia del piano che della normativa generale, perché vanno a influire su... Però mi fa pensare la domanda del nostro telespettatore, perché in questo caso è come se io stessi capendo che vorrebbe realizzare un asilo nido, ma c'è un'antenna. Ecco, allora diverso. In questo caso è diverso, perché qui non è autorizzare l'antenna, ma in questo caso si sta ponendo il problema inverso. Principio di prevenzione. C'è un'antenna e appunto a livello preventivo dice: ma io lo posso fare, lo posso realizzare un asilo? Spero di non sbagliare, ma io interpreto così è come la distanza dai fabbricati. Chi è come bisogna rispettarla, però si fa riferimento a chi ovviamente ha ottenuto per prima l'autorizzazione. Quindi se si tratta di un edificio ma in questo caso chi potrebbe come dire, ostacolarlo? Ma al momento il privato che vuole fare un asilo è lui che può avere problemi ai fini dell'autorizzazione dell'asilo, perché si trovi in questo caso c'è un principio di prevenzione, nel senso bisogna verificare se io al momento ho richiesto l'autorizzazione e sono secondo appunto ho tutti i requisiti di legge per montare una stazione radiobase. Il problema non è di chi ha montato la stazione radiobase, ma al contrario per quanto riguarda potrebbe non ottenere l'autorizzazione. Esattamente, potrebbe anche non ottenere fra virgolette anche legittimazione
legittimamente l'autorizzazione, perché si andrebbe a trovare in una situazione di conflitto. C'è questa mappa di antenne, tanto c'è uno che dei piani, esattamente, ci sono dei questi piani, esattamente, dei piani. E chi dovrebbe essere il comune a verificare? Esattamente. In questo caso, e infatti mi sembrava un po' strano che avessero autorizzato dico poi non so il caso concreto, che avessero autorizzato un'antenna sopra un... No, infatti adesso ci sta pure mandando la foto, ma è noi al contrario. non la possiamo No, vabbè. Comunque infatti è al contrario. Sì, c'è un principio di prevenzione, se prima è stata montata l'antenna sarà lui a doversi adeguare e non il contrario. Se rispetta al momento del rilascio dell'autorizzazione, rispetta tutti i criteri per poter regolarmente e legittimamente montare una stazione radiobase, non può andarsi fra virgolette a lamentare, in questa fase richiedere un utilizzo dell'immobile contrario che possa creare danno e nocumento alla salute dei bambini. Qui Avvocato, in chiusura, cosa possiamo d'altro dire? Possiamo suggerire qualcosa? Cosa possiamo dire? Allora, un accenno al ponte sullo Stretto di Messina, che in parte appunto ho esaminato sia il progetto, in verità non ho competenze tecniche per poter valutare la fattibilità. Anche perché lì veramente si sono mossi comitati. Assolutamente, già ci sono vari ricorsi al TAR. Quindi forse gli ultimi questo ci impelaghiamo, come dire, in un discorso. No, ma soltanto una considerazione di carattere generale. Praticamente perché il procedimento di valutazione ambientale prevede una comparazione fra l'impatto dell'ambiente e i benefici socio-economici. Chi li decide? Allora, in questo caso la commissione tecnica presso il Ministero dell'Ambiente. Faccio una considerazione. Chiaramente più aumentano i benefici socio-economici, più c'è la possibilità di aumentare, fra virgolette, l'impatto sull'ambiente, sui cittadini, i quali io ho parlato con vari rappresentanti dei commercianti e anche dei cittadini della zona del Messinese, in cui, ad esempio, in un primo momento erano particolarmente preoccupato non soltanto dal ponte, ma delle opere connesse alla realizzazione del ponte, l'interramento della stazione, la realizzazione di questo grande interscambio, l'interramento dei binari, per cui alcuni commercianti erano particolarmente preoccupati dicendo ma a questo punto diventerà già Messina, avrà i suoi problemi di parcheggio. Dopo, ragionando, a volte li ho sentiti nel 2024 quando ci fu l'approvazione del piano particellare, già iniziando a parlare con gli stessi rappresentanti, però incominciare a pensare però in questi 7 anni di lavoro ci saranno centinaia, per non dire migliaia di lavoratori in più, quindi il piccolo commerciante che porteranno un indotto. Certo. Quindi c'è sempre un contemporaneo, non bisogna esagerare, mi permetto soltanto di citare il principio su cui si basa il codice dell'ambiente, quello dello sviluppo sostenibile, che serve a garantire che il soddisfacimento dei bisogni di questa generazione non vada ad inficiare e a danneggiare la qualità della vita e le possibilità delle future generazioni. Questo è il principio su cui si basa il codice dell'ambiente. Da tenere a mente, pensare anche agli altri, a chi verrà dopo di noi. Esattamente. Grazie avvocato, grazie per anche la semplicità e la chiarezza nell'esprimere questi concetti che possono sembrare molto complicati. Sono io che ringrazio la redazione, lei la redazione, perché è un argomento, tra l'altro mi ha dato la possibilità di parlare di un argomento molti aspetti. che a me che interessa particolarmente. Ringrazio la regia che ci ha assistito fino a qui e anche voi, alla prossima.